Professor Oliveri, oggi si parla di disturbi neurocognitivi, ma per la presa in carico delle persone con questo tipo di disturbi si parla anche di nuove tecnologie, quindi la scienza progredisce e offre nuovi strumenti. La scienza offre nuovi strumenti non solo nel campo della farmacologia, ma anche nel campo, come ben diceva lei, delle nuove tecnologie che cercano in maniera non invasiva di modulare l'attività del cervello, anzi come si dice tecnicamente la plasticità del cervello, in modo da rallentare il declino del cervello, che certe volte è un declino fisiologico nell'anziano, certe volte diventa invece patologico. Tra le nuove tecnologie, le tecnologie digitali stanno rapidamente sviluppandosi negli ultimi anni. Fra queste, un dispositivo medico di classe 2A approvato secondo la normativa europea, che si chiama Mind Lenses Professional, utilizza degli occhiali prismatici che deviano il campo visivo mentre il soggetto anziano o con demenza svolge degli esercizi in un tablet, e i risultati della ricerca scientifica hanno mostrato che l'utilizzo di questo dispositivo per pochi minuti al giorno per un periodo di 2 settimane ha un effetto significativo nella prevenzione del declino cognitivo. L'utilizzo di queste tecnologie digitali, come dicevo prima, sempre più diffuso, è anche assolutamente non invasivo e sempre più integrato nella vita quotidiana delle persone. Oggi tutti utilizziamo uno smartphone o un tablet, spesso certamente un personal computer, e siamo abituati a utilizzare tecnologie, per esempio, per trovare un ristorante, un supermercato, eccetera. Queste stesse tecnologie, questi stessi algoritmi, opportunamente modificati, oggi sono al servizio della medicina, e in questo caso specifico di cui ci occupiamo oggi, al servizio della prevenzione, se non del trattamento, del declino cognitivo.